Tra il presidente della regione ed i sindacati scoppia la guerra, motivo la richiesta di Musumeci di far rientrare almeno il 50% del personale negli uffici e i sindacati che attaccano sostenendo che non vi sono assolutamente le condizioni di sicurezza. E intanto la macchina burocratica è ferma, le migliaia di pratiche giacciono tranquillamente sulle scrivanie degli uffici e gli impiegati e funzionari continuano da casa a svolgere il lavoro agile come stabilito dalle norme nazionali Covid-19. Secondo un censimento della regione, il 19,5% dei dipendenti è in congedo, in esenzione o a casa con la 104, mentre il 64,5% è in telelavoro. Per Musumeci i ritardi non sono più tollerabili, anche in considerazione della grave crisi economica e sociale che in atto colpisce la nostra regione. Dunque, la lettera alla sua assessora Bernadette Grasso. Si invita la signoria vostra ad assumere con estrema urgenza le iniziative necessarie al fine di consentire il progressivo rientro in tutti gli uffici regionali, ivi inclusi quelli degli enti vigilati e delle società partecipate dei rispettivi dipendenti, con una percentuale di presenza giornaliera comunque non inferiore al 50% della dotazione organica complessiva, già a partire dalla prossima settimana, fermo restando il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale. In risposta alla nota a firma Musumeci, tutte le maggiori sigle sindacali hanno risposto a muso duro difendendo i lavoratori. La richiesta è condivisibile, dichiarano i sindacati, solo se prima saranno garantite le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini in tutti gli uffici, da quelli centrali a quelli più periferici, guanti, mascherine, gel, sanificazioni e barriere di distanze fra postazione e sistemi di prenotazione per l'utenza, oltre alla pulizia dei sistemi di climatizzazione. Il ricorso allo smart working non è stato il capriccio di qualche direttore generale, ma è un obbligo imposto dal governo nazionale per preservare la salute di tutti gli italiani nel bel mezzo di una pandemia che ha provocato migliaia di vittime. Ci auguriamo, concludono i sindacalisti, che Musumeci abbia la certezza che in tutti gli uffici regionali, dai più grandi ai più piccoli, siano state eseguite le sanificazioni e distribuiti i dispositivi di protezione individuali. Chiediamo pertanto all'assessore Grasso la convocazione di un incontro per studiare un protocollo ad hoc che garantisca non solo le percentuali, ma anche e soprattutto il rispetto delle leggi di garanzia attualmente vigenti.